È venerdì 28 novembre, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. Buongiorno da Luca Ciliberti. Fra poco andremo da Luca per leggere insieme le notizie sui quotidiani regionali prima e poi quelli nazionali, ma intanto parliamo del ponte sullo Stretto. Sono state pubblicate dalla Corte dei Conti le motivazioni dello stop alla infrastruttura, 3 i motivi essenziali per i quali i magistrati contabili hanno rigettato la registrazione della delibera del CIPES. Violazione dell'habitat naturale delle norme europee sugli appalti, oltre il mancato parere dell'autorità di regolazione dei trasporti sul piano tariffario. Sono queste le motivazioni principali pubblicate ieri della bocciatura della delibera del CIPES sul progetto definitivo del ponte sullo Stretto da parte della Corte dei Conti, che ha evidenziato anche altri elementi che rendono la procedura di riattivazione del progetto particolarmente fragile. 33 pagine che hanno stoppato il progetto del ponte. Con una nota il governo ha sottolineato che le motivazioni della deliberazione della Corte dei Conti saranno oggetto di attento approfondimento. Palazzo Chigi ha spiegato che il governo è convinto che si tratti di profili con un ampio margine di chiarimento davanti alla stessa Corte, in un confronto che intende essere costruttivo e teso a garantire all'Italia un'infrastruttura strategica attesa da decenni. Il Ministero delle Infrastrutture invece ha preso atto delle motivazioni della Corte, ribadendo che continua l'iter per la realizzazione dell'opera anche alla luce della positiva collaborazione con la Commissione europea. Tecnici e giuristi, prosegue la nota del MIT, sono già al lavoro per superare tutti i rilievi. Motivazione al vaglio anche della Stretto di Messina. Siamo fiduciosi di poter individuare le opportune iniziative, ha detto l'amministratore delegato Pietro Ciucci, secondo le modalità previste dalla legge speciale approvata dal Parlamento, che ha definito l'opera strategica di preminente interesse nazionale. Esultano e vanno in pressing le opposizioni degli ambientalisti per il WWF. La procedura seguita ostinatamente dal governo ha violato le normative in materia di tutela ambientale di appalti, oltre ad altre normative. Ora il governo ha di che riflettere, conclude la nota. Per il deputato Angelo Bonelli il no al ponte è una vittoria della democrazia, ha detto, annunciando di aver inviato un'esposta alla Corte dei Conti europea affinché Salvini e il CDA della Stretto di Messina spieghino l'utilizzo dei finanziamenti del Fondo di Sviluppo e Coesione e dei fondi europei. Allora, le notizie sulle decisioni della Corte insomma, sono sui giornali, non solo regionali. Sono diciamo, notizie che riguardano molto la violazione dell'habitat. L'abbiamo già sentito. L'abbiamo già sentito, diciamo, per ribadire i concetti. Allora, diciamo, sono notizie che riguardano più che altro le carte di questa grande infrastruttura che ovviamente trovano inciampi nel percorso. Allora, questa è l'apertura della Gazzetta del Sud, diciamo, il quotidiano più interessato alla notizia che è arrivata ieri. Ponte, ecco perché la Corte ha detto no, violate le direttive dell'Unione Europea su ambiente e appalti, che poi erano insomma le questioni che hanno sollevato da sempre ambientalisti e fronte del no. I magistrati contabili spiegano la bocciatura della delibera del CIPES avrebbe dovuto dare il via alla costruzione dell'opera, quindi insomma si entra dentro queste motivazioni che il governo, come abbiamo sentito, saranno per il governo saranno oggetto di un attento approfondimento. Il Ministero delle Infrastrutture invece è già al lavoro per superare i rilievi, quindi insomma, come abbiamo sentito anche nel servizio, Salvini non si ferma, continuano ovviamente anche le proteste diciamo, sul campo e qui insomma ci sarà il corteo nazionale al quale parteciperanno anche i leader nazionali di questo fronte del no organizzato per domani a Messina, tanto per ribadire insomma il no a questa grande infrastruttura. Sui quotidiani nazionali però questa notizia trova ampio spazio, perché di fatto poi la vera novità di questo racconto è questa, che non era mai stata scritta nero su bianco, cioè che il ponte viola l'habitat e le direttive europee in materia di ambiente, e sempre rivediamo qua i margini di chiarimento secondo il governo ci sono. La stessa notizia la rivediamo anche sulla Repubblica, siamo sulle pagine nazionali di questi giornali. La Repubblica scrive gara da rifare e costi alti, ecco lo stop della Corte dei Conti. Queste invece sono le motivazioni
anche queste dei magistrati contabili che hanno fermato la delibera del CIPES. Quindi si cammina su due binari, in realtà quello diciamo prettamente burocratico, diciamo, quindi analisi dei costi, benefici, gare e regolarità, e quello che riguarda appunto l'ambiente, che è il tema che è tanto caro a chi dice no a questa infrastruttura. Poi insomma troviamo le tappe di tutto questo progetto e anche gli stop. Sì, adesso restiamo in qualche modo a Messina, perché torniamo ad occuparci della sospensione del bimbo autistico per avere toccato una compagna. I genitori sono pronti a denunciare il caso alla procura. Il garante dell'infanzia e quello della disabilità in una lettera chiedono la revoca della sospensione. Vediamo e sentiamo il servizio. Un bimbo di 11 anni, portatore di spettro autistico grave, sospeso per 5 giorni, da una parte, una compagnetta di classe toccata nelle parti intime dal bambino, dall'altra. 2 minori da tutelare, fatto assodato, ma la storia è diventata un caso a Messina, all'Istituto Comprensivo Manzoni, Dina e Clarenza, per la scelta del dirigente scolastico Bonardelli di infliggere a quel piccolo una sospensione con obbligo di frequenza attorniato da un gruppo di sostegno e persino dai genitori che hanno rifiutato. Per il garante dei diritti dell'infanzia del comune di Messina, una cosa incomprensibile. Non è possibile proporzionare a comprendere un provvedimento del genere nei confronti di un ragazzo che non ha la percezione del provvedimento ricevuto. I fatti circa 10 giorni fa, nel racconto telefonico della mamma del bambino, il figlio era steso per terra in classe e la compagnetta per passare ha dovuto attraversarlo. In quel momento il tocco incriminato che a distanza di giorni, al netto di responsabilità rimpallate sulle figure di sostegno presenti, la decisione della sospensione giunta dopo giorni per la famiglia è inaccettabile. Andrò alla procura di Messina per denunciare ciò che è accaduto, ci risponde accorata la mamma che si sente umiliata. A me mi dispiace per l'accaduto della bambina, ma io non so cosa dirle, perché non siamo noi genitori responsabili, ma sono responsabili quelli della scuola, perché una volta che mio figlio entra a scuola, la responsabilità del ragazzino sono loro. In una lettera congiunta il garante dell'infanzia amante e quella dei disabili Tiziana De Maria hanno chiesto la revoca della sospensione. Dal canto suo il direttore scolastico provinciale Zingales comunica di essersi tempestivamente attivato, richiedendo la relazione su quanto accaduto al dirigente scolastico. Il bimbo, che in quella scuola ormai è inserito da 6 anni, oggi era in classe, con il peso di una sospensione che per lui di certo un peso non è. Adesso invece andiamo a Palermo, una città insicura. L'allarme emerge da un sondaggio che è stato effettuato dagli studenti di un liceo della città. 8 persone su 10 non si sentono al sicuro in città. In molti hanno cambiato le abitudini dopo i recenti fatti di cronaca e cresce il numero dei giovani che va in giro con strumenti di autoprotezione. A Palermo è allarme sociale, secondo un sondaggio effettuato su un campione di un centinaio di cittadini dagli studenti del liceo classico Meli nell'ambito di un progetto su giornalismo e informazione. I ragazzi hanno interrogato coetanei e adulti, ponendo alcune domande dopo gli ultimi episodi che hanno sconvolto l'opinione pubblica, come l'omicidio in centro città di Paolo Taormina e la strage di Monreale con 3 giovani assassinati. Il dato più evidente è che oltre il 72% degli intervistati ha ammesso di aver modificato le proprie abitudini quotidiane. C'è chi preferisce non andare in giro la sera, chi evita determinate zone, chi rinuncia ai mezzi pubblici dopo il tramonto e chi sceglie percorsi alternativi. Come se la paura avesse preso il sopravvento sulle loro vite. I cittadini sentono che si stanno privando del loro diritto di vivere tranquillamente nella propria città, un fenomeno che coinvolge i giovani ma anche le loro famiglie. Tra l'altro i loro genitori sono preoccupati, vivono con ansia e c'è anche chi la notte lascia il proprio telefono attivo nella paura di una brutta chiamata da parte dei figli. I ragazzi sono spaventati dai loro stessi coetanei. Palermo è bella ma ferita la loro amara riflessione. La questione Palermo, la sicurezza a Palermo è sempre in primo piano.
rimane sempre, diciamo, al centro del racconto, insomma, di questa Palermo. È stata intanto vediamo la pagina, il sondaggio di cui parlava il servizio di Simona Mazzone, paura nei giovani, l'80% non si sente più al sicuro in città. Dentro questo pezzo, forse si legge poco, però diciamo, è importante, trovo, diciamo, da dover sottolineare questo dato: quasi un cittadino su 5, quindi il 20%, 18,6%, dichiara di portare con sé quando esce la sera uno strumento di autodifesa. Il dato più grave, più significativo, è che il 46% medita di dotarsi di armi, di strumenti di autodifesa. Possono essere appunto armi o spray, diciamo, vari, quello al peperoncino è quello più comune. È stato uno dei temi dibattuti anche nel forum della Sicilia, che ieri, insomma, ha messo insieme un po' di personaggi e personalità della Palermo, diciamo, produttiva, le bellezze nascoste di Palermo, un forum per raccontare la città, e questa è l'apertura della prima pagina della Sicilia di Palermo, dalle contraddizioni alle potenzialità del capoluogo. Quindi c'è chi vede ancora, diciamo, chi ha uno sguardo positivo verso la città nonostante i racconti della cronaca. E ieri a Messina è stata conferita la laurea magistrale honoris causa in giurisprudenza all'attrice Paola Cortellesi, ed è stato intitolato anche il cortile del rettorato a Lorena 40 e Sara Campanella, vittime di femminicidio. Un dolore che non sarà mai cancellato, un dolore scolpito in quelle due frasi di Lorena 40 e di Sara Campanella, che da oggi sono nel giardino del cortile del rettorato dell'Università di Messina, due studentesse che a distanza di 5 anni hanno visto spezzata la propria vita dalla furia di una mano omicida. Le lacrime dei genitori hanno raccontato lo strazio che vivono ancora. Diventa un momento di memoria affinché anche tra molti anni nuovi studenti possano sapere. La commozione durante l'intitolazione è anche di Paola Cortellesi, che aveva appena ricevuto la laurea honoris causa in giurisprudenza in una giornata che l'università ha voluto dedicare alla lotta contro le prevaricazioni, contro la violenza e per i diritti delle donne. Con C'è ancora domani desideravo compiere un viaggio nel passato perché risuonasse nel nostro presente, perché fosse chiaro come, nonostante gli evidenti progressi in termini di tutele e diritti, le dinamiche che caratterizzano un rapporto di coppia che ora definiamo tossico non siano cambiate. Un film, ha aggiunto la Cortellesi, dedicato a tutte le donne che stanno cercando il proprio spazio e il proprio valore, ai ragazzi e alle ragazze che impareranno a difendere ciò che è giusto. Beh, la Cortellesi ormai si è consacrata come un'attrice dai temi forti. Dai temi forti, già, quindi conferita la laurea, insomma, questa la troviamo la notizia sulla pagina di Messina. In apertura di spalla troviamo appunto la laurea conferita a Paola Cortellesi proprio per diciamo, le sue ultime produzioni, anche da autrice cinematografica e da regista, dedicata alla violenza sulle donne. Quindi Paola Cortellesi dedicato la laurea, ovviamente ha dedicato poi la laurea a Lorena e a Sara, nel quale poi ci sono state alcune iniziative all'interno dell'università. Diciamo, lei ironizza, ovviamente, dice: mi ritrovo improvvisamente plurilaureata pur non avendo mai discusso una tesi, ma insomma il tema è fortemente legato appunto al suo ultimo film, che parlava di emancipazione delle donne, e alla violenza con il femminicidi di Sara Campanella e Lorena 40. C'erano anche i familiari, ovviamente, a questa proclamazione. Adesso siamo a Catania, perché ieri le nostre telecamere hanno raccontato di un blitz in via Plebiscito, blitz della Polizia Municipale, multati diciamo, gli esercenti per l'occupazione del suolo pubblico, le auto senza assicurazione, chi viaggiava senza casco. Il vice comandante della Municipale di Catania ha detto: è solo l'inizio, non ci saranno più, diciamo, dei territori lasciati senza controllo. Vediamo e sentiamo il servizio. Ore 8:30, scatta l'offensiva, non un'operazione qualsiasi, perché in via Plebiscito a Catania non si era mai visto un tale spiegamento di forze. Necessario e più volte invocato per riportare ordine e legalità in una zona franca, quella cioè dove si poteva fare tutto. Questa volta no.
Una ventina di agenti della Polizia Municipale hanno effettuato un maxi intervento elevando una quarantina di verbali per disparate motivazioni. Dalle auto senza revisione o sprovviste di assicurazione ai mezzi sui marciapiedi, dagli scooteristi senza casco all'occupazione di suolo pubblico e pubblicità non autorizzata. È solo l'inizio, garantisce il vicecomandante della Polizia Municipale Blasco. È l'inizio di un nuovo corso in cui la Polizia Municipale dovrà farsi sentire su tutto il territorio e non come viene spesso rappresentato falsamente sul territorio del centro della città. Elevate tante multe per il mancato utilizzo del casco, una pessima abitudine che a volte intasa persino gli ospedali. Sono ripercussioni che riguardano la sicurezza di tutti. Mi dispiace anche dirlo, quando qualcuno che non usa il casco ha un incidente va a occupare un posto in neurochirurgia per qualcuno che potrebbe averne veramente bisogno e magari ha avuto la disgrazia di avere un ictus. A questa cosa non si ci pensa, però questi sono i costi sociali del mancato uso del casco. Tira un sospiro di sollievo questa commerciante che osserva quasi stupita l'operazione della Polizia Municipale. La via Plebiscito è a sé, una strada a sé, ognuno fa quello che vuole, invece un po' di ordine, speriamo che duri, che non sia una cosa saltuaria. Marciapiede libero e senza ostacoli, pedoni che percorrono senza zig-zag la strada, controlli a tappeto. Sì, è proprio via Plebiscito, a Catania. E adesso torniamo ai quotidiani regionali per chiudere questo primo segmento di rassegna stampa. Allora, cominciamo dalla Sicilia che insomma riprende una notizia importante, anzi in realtà sono due le notizie in questo titolo. Una è che la Sicilia cresce, secondo il rapporto Svimez la Sicilia comincia a crescere anche dal punto di vista economico, però che succede? Il boom non trattiene e il capitale umano scappa via, quindi la fuga, diciamo, dei cervelli, così chiamati in maniera molto semplicistica, che non trattiene i giovani, soprattutto si perdono molti laureati. L'isola cresce più di tutti, ma la fuga continua, l'impatto delle mafie nell'economia. Adesso poi cercheremo anche di approfondire questo articolo. Abbiamo visto il ponte che sulla Sicilia trova un richiamo a centropagina, ambiente, contratti e tariffe, tutti i no del ponte sullo stretto. E poi un'altra notizia importante è che dopo le polemiche, dopo le manifestazioni del deputato Lavardera e degli ambientalisti che hanno sostenuto questa protesta, la Regione andrà verso la revoca della concessione della società italo-belga, che è la società che gestisce l'80% delle spiagge di Mondello, contestati i servizi affidati alla ditta interdetta per mafia, ora ultimatum di 10 giorni, quindi il titolo è evocativo, l'estate sta finendo. Un'altra notizia che troviamo all'interno del quotidiano è una lettera che scrive il deputato Calderone, deputato massinese di Forza Italia, a Renato Schifani, scrivendo che dopo gli incontri che sono stati documentati dall'assessore regionale alla salute Daniela Faraoni con Cuffaro, che è indagato in questo momento nell'inchiesta per corruzione, il suggerimento è quello di rimuovere l'assessore Daniela Faraoni. Allora questo lo vediamo subito in pagina, perché è una notizia che potrebbe scompaginare anche la sanità siciliana, è una lettera riservata. Il deputato scrive: potrebbe esserci una possibile sudditanza, quindi non può fare più l'assessore, soprattutto in un ambito che è interessato appunto da questa inchiesta, è quello della sanità e che riguarda Totò Cuffaro. Faraone, è bene precisarlo, scrive il giornale, non è indagata e nemmeno coinvolta nei fatti che al momento sono oggetto di indagine. L'incontro a cui fa riferimento Calderone è finito nel fascicolo della Procura, è avvenuto il 29 maggio del 2024 ed è stato registrato dalle cimici presenti a casa di Cuffaro. L'oggetto della conversazione era il concorso per la stabilizzazione degli ausiliari sanitari all'ospedale Villa Sofia, poi finito nel mirino dei magistrati palermitani. Andiamo avanti con la rassegna stampa. Abbiamo visto la prima pagina di Palermo, vediamo le altre notizie. La cronaca, sempre a Palermo, furti
è sgominata una banda allo Zen, c'è un maranzano che è uno di quelli coinvolti nella sparatoria, diciamo, durante la notte nella zona della Movida, quindi insomma un familiare di quel giovane che ha ucciso il giovane titolare di un pub a Palermo. E poi altre notizie, l'incidente sul lavoro, avevamo dato la notizia qualche giorno fa, 3 giorni fa, di un uomo precipitato dal ponteggio, aveva 60 anni, è morto dopo 3 giorni di agonia, stava lavorando per dei rifacimenti nell'ospedale policlinico di Palermo. Andiamo a vedere invece la prima pagina della Sicilia di Catania, c'è una notizia che riguarda ancora Nico Pandetta, dopo diciamo, la notizia dei cellulari, diciamo, l'indagine sui cellulari in carcere, ben pagati, appunto cellulari e danni, Nico Pandetta e la detenzione movimentata. Il trapper o cantante neomelodico, come vogliamo chiamarlo, ex cantante neomelodico, era stato appena scarcerato è in una comunità, però è coinvolto in 2 processi, uno a Palermo e uno a Trapani, sempre per lo stesso motivo, aver introdotto in cella dei cellulari. Addirittura in questo nuovo processo, diciamo, è stato scoperto che avrebbe bucato una cella, quindi avrebbe creato un passaggio da una cella a un'altra per appunto passare e ricevere materiale da altri detenuti. Poi la polemica sul libro di Céline, dell'autore neofascista e revisionista, si farà a Catania, ma senza loghi del comune, in un hotel, quindi una manifestazione privata, quindi il comune si dissocia, insomma esce fuori da questa polemica. E poi questo centro Ethnikos dopo 30 anni sarà riqualificato, era diventato un ecomostro a Mister Bianco, l'asta è stata vinta da un'azienda cinese e ve lo faccio vedere appunto questo ecomostro, eccolo qua. Guardate com'era ridotta la zona, era della società Alfa Company di Mister Bianco, con 1.200.000 euro, è stato acquisito dalla fallita Finocchiaro Costruzioni e la struttura doveva diventare un centro commerciale. Quella era la zona, insomma, dove insistevano gli insediamenti commerciali, Costanzo, Finocchiaro eccetera, poi insomma è diventata, diciamo, eccolo qua, qui si vede ancora meglio il centro di cui parliamo, qualcuno passando, diciamo, da quelle zone se lo ricorderà, insomma è diventato adesso diciamo, un centro di commercio, soprattutto di commercianti cinesi. Questo per quanto riguarda la Sicilia di Catania. Andiamo a vedere invece la Gazzetta del Sud, abbiamo visto le notizie del ponte, poi la laurea con la foto, la rettrice Spatari con Paola Cortellesi e diciamo, l'installazione nei giardini dell'università, la laurea Cortellesi ricordandolo nel Sara, e poi ritorna la questione dell'ex rettore, clima di soggezione e lassismo negli organi di controllo, scrive il GIP nelle accuse a Cuzzo Crea, l'ex rettore al quale è stato sequestrato beni per 2,5 milioni di euro. E poi la questione che riguarda, è messa in basso, però è una questione diciamo, che ha un risvolto diciamo, in qualche modo anche politico, perché il risanamento di Messina, erano rimaste fuori 4 famiglie diciamo, dalla riassegnazione delle baracche, anzi delle case per cui avrebbero lasciato le ex baracche. C'è stata una polemica fortissima dal punto di vista politico, ve la faccio vedere qui, nel quale sono intervenuti pure dei deputati nazionali, la Siracusano contro il sindaco di Messina, che poi si è rivalso con altri rappresentanti delle istituzioni. Quindi vedete qua il risanamento è terreno di scontro, ma ecco le case, poi la buona notizia è questa, per le 4 famiglie. Botte e risposta al veleno tra Siracusano e il sindaco, alla fine arriva la dedica. Vediamo velocemente anche la prima pagina della Repubblica di Palermo, la Sicilia, il PIL è in crescita, un po' la stessa apertura del giornale La Sicilia, ma non ferma l'esodo di laureati sull'economia isolana, l'effetto del PNRR e del superbonus edilizio, ma negli ultimi 4 anni sono spariti 44.000 giovani, resta l'allarme povertà e poi la scure sui dazi. E anche qui la concessione Lidi di Mondello via alla revoca. Questa è una notizia diciamo, per certi versi anche storica, diciamo, questa società gestisce Lidi da quasi un centinaio di anni. E poi tante notizie diciamo, che riguardano
anche la regione. Abbiamo l'ultimo titolo che vi faccio vedere, riguarda questo: le attese per l'ambulanza, le pagelle del Ministero della Salute. Questo è un articolo anche interessante perché, diciamo, mette in fila i tempi di attesa per ricevere un'ambulanza a chiamata. Guardate qua, a Messina 25 minuti prima dell'arrivo dei soccorsi, 8 ore al Cervello invece al pronto soccorso, e poi il record di abbandono da parte dei pazienti che stanno là, poi non hanno più pazienza, desistono e preferiscono tornare a casa e andare dal medico di famiglia o dal medico amico. Grazie Luca. Adesso, come sempre, vi mostriamo e vi facciamo vedere qual è la situazione della viabilità, il traffico su via Vincenzo Giuffrida. Siamo a Catania, il traffico in entrata è piuttosto sostenuto, però non ci sono situazioni di grande criticità. In uscita la situazione è abbastanza tranquilla, sono le auto che dunque lasciano la città. Il Tondo Gioieni, anche qui situazione, mi pare di poter dire, proprio sul Tondo Gioieni fluida, sia per quanto riguarda le auto in transito in direzione Ognina, sia quelle che sono in transito in direzione Policlinico. Sulla stessa arteria, sempre sulla circonvallazione di Catania, vediamo la parte più bassa, qui siamo praticamente all'imbocco di Viale Mediterraneo, con le auto che si mettono sulla circonvallazione. La situazione anche qui è piuttosto tranquilla, mentre è normale il traffico in direzione Ognina. Adesso lasciamo la viabilità, vi mostriamo l'Etna con ancora la parte della sommità imbiancata, segno evidente che evidentemente le temperature sono piuttosto fredde, sono abbassate, è arrivato praticamente, siamo quasi in prossimità dell'inverno. Possiamo vedere anche la stessa Etna, però da un punto di vista diverso, cioè da Taormina, il golfo di Taormina, e vedete sullo sfondo anche il vulcano con qualche nuvole e comunque la neve proprio alla sommità. Ci fermiamo qui dopo aver visto queste bellissime cartoline della Sicilia, e fra poco la rassegna stampa nazionale con Luca Ciriberti. È il momento adesso di leggere i giornali nazionali, andiamo da Luca Ciriberti. Sì, grazie Angelo. Allora andiamo a vedere subito, raccontiamo un po' quello che sta succedendo, insomma, nel mondo, perché questi sono i titoli principali, diciamo, di tutti i quotidiani nazionali. Insomma, sulla tregua, una possibile tregua tra Russia e Ucraina, insomma, c'è il no, o comunque quella che il Corriere della Sera chiama la linea dura di Putin. Con questa notizia aprono molti quotidiani. Poi l'allarme natalità lanciato da Mattarella ieri, proprio diciamo nel convegno durante gli Stati Generali della natalità, una notizia che diciamo di volta in volta viene ribadita, però diciamo viene fuori chiaramente che il calo di natalità inciderà sui conti pubblici. Lo vediamo già, ci sono alcuni paesi, alcuni comuni che hanno un saldo negativo rispetto ai giovani, con i giovani rispetto ai pensionati, ecco, agli anziani. Poi la politica, ma il caso Mediobanca, che ovviamente è un caso diciamo di economia, ci sono 3 indagati eccellenti, le accuse sono di aggiotaggio e truffa ai danni della Consob, avrebbero in qualche modo pilotato il mercato. Questo significa che diciamo poi rimbalza anche sui contribuenti questa notizia e sugli investitori, quindi insomma una notizia che trova molto spazio su tutti i giornali. Quindi ritorniamo sulla linea dura di Putin nella notizia di apertura. Poi c'è anche un'altra notizia che riguarda in qualche modo ed è collaterale a questa notizia, perché l'Italia, parlando di difesa, annuncia una legge per la leva volontaria, insomma il ritorno del militare, quello che insomma qualcuno, qualche nostalgico rimpiange. Devo dire, io potrei essere tra questi, visto anche diciamo come i giovani
si comportano, diciamo, in società. Poi scalata MPS Mediobanca, eccolo qua, la Repubblica manipolato il mercato, la Procura di Milano indaga per aggiotaggio Caltagirone, Milleri e Lovaglio, perquisizioni della finanza, i titoli scendono in borsa, vedete le ombre sul governo che in qualche modo potrebbe aver favorito questi passaggi di denaro. La Repubblica sceglie di mettere in prima pagina anche la politica nazionale perché tutto parte, diciamo, dalla manifestazione di Atreju, che sarà tra qualche giorno a Roma. È stata invitata Elly Schlein, lei ha risposto, dice: io vengo solo se c'è un confronto con Giorgia Meloni. Giorgia Meloni ha accettato il confronto, però ha detto, dice: io il confronto lo accetto, ma se c'è anche Conte, perché Conte è venuto nelle scorse edizioni, non ha mai imposto diktat, e quindi, diciamo, io il confronto lo faccio con Conte e con Elly Schlein. Elly Schlein risponde, dice, Giorgia Meloni scappa, appunto, una mossa ridicola che però toglie dall'angolo la Premier. E poi vedete la notizia con foto in prima pagina: piano di pace degli Stati Uniti, parla Putin, Kiev si ritiri dal Donbass. Quindi, insomma, per ora abbiamo ascoltato in questi giorni le motivazioni dell'Unione Europea, le motivazioni degli Stati Uniti, adesso, insomma, la risposta certamente diciamo di risoluta, insomma, della Russia. Andiamo a vedere altri giornali. La Stampa: le banche contro il governo, violati i patti. Questa non è la notizia, diciamo, che riguarda MPS, ma la manovra, insomma, i prelievi, insomma, tutto quello che c'è attorno agli extra profitti. La notizia di MPS qua: indagati Caltagirone e Milleri. Poi a centropagina: Putin tratto alle mie condizioni, e questa è la notizia, insomma, di politica internazionale. La foto, eccola qua: Leone e il sultano. Il Papa in visita in Turchia, incontra il presidente Erdogan, non cedere alle derive bellicistiche, servono personalità di dialogo. Queste, insomma, sono le parole del Papa, appunto, in Turchia. Andiamo a vedere velocemente anche Avvenire, le mine dello zar. La notizia è sempre quella del conflitto tra Russia e Ucraina, è il processo di tregua, di pace in qualche modo. Putin è disponibile a trattare sul piano americano solo se Kiev si ritirerà dal Donbass. Non attaccheremo l'Europa, ma minaccia ritorsioni se si utilizzano i beni russi. E poi ovviamente il Papa in Turchia, insieme per un mondo migliore, insomma, la prima tappa del viaggio di Leone XIV proprio in Turchia. E qui invece l'hub di Louisiana, eccolo qua, qua siamo negli Stati Uniti, per la remigrazione. Trump blocca l'asilo di afghani. C'è stato tra l'altro proprio in questi giorni un attentato proprio negli Stati Uniti che in qualche modo ha riacceso questi temi diciamo, che riguardano il terrorismo e la migrazione verso gli Stati Uniti. Quindi questo è l'hub che dovrebbe servire per la remigrazione, cioè per rimandare indietro, diciamo, gli irregolari arrivati negli Stati Uniti. Andiamo a vedere altri quotidiani, vediamo un po' di quotidiani che hanno una connotazione più politica. Il Giornale, eccolo qua, scalata Mediobanca, indagati i vertici di MPS. Questa è la notizia che troviamo in tagliotto, vedete, la ritroviamo un po' su tutti i giornali. Nuova offensiva della Procura di Milano, questo diciamo, è il titolo che dà il Giornale. Dopo Francia e Germania, scudo spaziale e la leva, l'Italia si riarma. Crosetto propone il servizio militare volontario e Leonardo Varel Michelangelo Dom antimissile. E poi Putin, discuteremo il piano negli Stati Uniti, il piano degli Stati Uniti. Andiamo a vedere il Libero, scacco matto, eccolo qua, l'apertura politica invece della notizia che avevamo dato prima su Repubblica. Scacco matto a Schlein e Conte, la Premier risponde alla segretaria Demmo che è il confronto ad Atreju, ma deve esserci anche il capo grillino. Lui accetta e gli scappa, caos nel campo largo
ma senza un leader, quindi le accuse diciamo, ancora al campo largo di centrosinistra, modello PD e Genova, eliminato il presepe, qui insomma le accuse diciamo, di una transizione diciamo, culturale verso anche altre religioni che l'Italia sta vivendo, secondo appunto la politica di centrodestra, in maniera esagerata. Quindi la giunta Salis sfratta Gesù dal comune. Andiamo a vedere ancora la verità, la denatalità, la ricetta di Re Sergio, migranti, vedete il tema è sempre quello e riporta sempre alla questione di migrazione e inclusione. Gli extracomunitari primeggiano nei reati, però Mattarella a un evento sulle nascite chiede che si parli dell'apporto prezioso degli immigrati che con il loro lavoro contribuiscono al benessere della società. Qui abbiamo voglia, potremmo, ovviamente l'Italia si divide tra favorevoli e contrari. Ritorniamo sulla famiglia nel bosco, del quale si è parlato proprio tantissimo in questa settimana. È necessaria una legge per sapere quanti bambini vengono portati via scusate, dalle famiglie. Sulla famiglia nel bosco insomma c'è ancora una intricata polemica tra magistratura e politica e quindi ancora vive diciamo, nel racconto. Andiamo a vedere invece il Fatto Quotidiano, eccolo qua, i patti occulti, l'inchiesta bomba, e qui insomma la cronaca giudiziaria del Fatto Quotidiano, Caltagirone e Company, patti occulti d'accordo col governo, i nuovi furbetti, eccoli qua, li mette tutti in pagina, tra l'altro ci sono anche il Ministro dell'Economia Giorgetti e il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni con i 3 indagati, le perquisizioni di Milano per il risico bancario, indagati Caltagirone, Lovaglio e Milleri, aggiotaggio e ostacoli alla vigilanza. Quindi quella che chiama il Fatto Quotidiano un'inchiesta bomba, certamente è di portata importante, di portata interessante. Eccolo qua, il Manifesto, quotidiano diciamo, di centrosinistra, comunista, fuori i secondi, discuto solo io, eccolo qua le parole di Vladimir Putin, discuto solo io del piano presentato agli americani, Putin parla per la prima volta della possibile pace, ma ignora la proposta europea, mi basta trattare con Trump, il Donbass lo vede già suo, gli ucraini si ritirano, intanto Francia e Italia dopo le armi pensano alle truppe e alla leva volontaria. A te Angelo. Grazie Luca, ci fermiamo qui almeno per il momento con i quotidiani, ci ritroveremo più avanti, adesso invece facciamo una brevissima sosta e poi il primo ospite della nostra mattinata. Bentrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo, questo nuovo appuntamento per la giornata di venerdì 28 novembre. Tempo stabile ed assolato su buona parte del nord, sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna, mentre una certa variabilità insiste, ad esempio anche sulla Sicilia, principalmente interessato il versante tirrenico da un vortice di bassa pressione comunque in allontanamento verso est. Su buona parte dell'isola comunque non mancheranno ampi spazi assolati, la ventilazione è per lo più debole, salvo locali rinforzi a largo, le temperature diurne senza variazioni significative resteranno comprese tra i 13 e i 17 gradi. Nella giornata di sabato avremo ancora locali disturbi, principalmente sulle aree centro-settentrionali, mentre altrove non mancheranno spazi assolati, ma rinforzerà la ventilazione moderata a tratti tesa da ovest-nord-ovest, poche le variazioni termiche. Per sapere come andrà nella giornata di domenica e nella nuova settimana vi rimando alla nostra app gratuita Trebi Meteo. E allora, primo ospite della mattinata, buongiorno Sicilia, con Domenico Torrisi, buongiorno. Buongiorno, grazie dell'invito. È vice segretario regionale di Cittadinanza Attiva Sicilia. Allora, è proprio così. Il tema è quello della Tari più alta a Catania, ahimè, e comunque quella che è una situazione in generale nel sud Italia che per quanto riguarda la raccolta differenziata siamo un po' a rilento, arranchiamo. Non da tutte le parti, ci sono delle eccellenze, però siamo in sofferenza. Allora, cominciamo dal vostro rapporto, un rapporto del 2025 che evidenzia quelle che sono le grandi differenze tra le province italiane. Sì, ahimè, con una purtroppo situazione negativa per il Mezzogiorno e per il Sud, anche se
Catania è, diciamo, in compagnia di due grosse città, Genova e Pisa, purtroppo sulla Tari come una delle più alte in Italia. Detto questo, devo dire che questi numeri ci interrogano i cittadini, io credo che interrogano anche gli amministratori, perché avere, come dire, parlo per la nostra Sicilia e per la nostra città di Catania, una differenziata così bassa, anche se devo dire che la Sicilia... intorno al 37% sì, sulla città diciamo di Catania. Che su Catania rispetto all'anno scorso è aumentato un po' la differenziata. Altre città tipo Palermo ancora sono sul 17% nella differenziata, siamo ancora lontani da quella che è la media nazionale di oltre il 65%. Detto questo, c'è, come dire, la necessità da un lato di interrogarci anche sugli stili di vita che i cittadini, come dire, sono tenuti ad avere per aumentare questo circuito virtuoso noi le chiamiamo delle 3R, cioè ricicla, riusa, in maniera tale che ci sia la possibilità di fare questo salto in avanti nella differenziata, che ovviamente dovrebbe portare a una diminuzione di quelle che sono le spese pro capite. Allora, parliamo proprio di questa differenza nella differenziata e poi torniamo poi alla Tari, perché viene evidenziato come un cittadino a Catania produca circa 610 kg, diciamo, di rifiuti contro i 500 annui a livello nazionale. Che cosa significa tutto questo? Cioè, tradotto in maniera semplice, sporchiamo di più, consumiamo di più? Consumiamo probabilmente di più e non abbiamo a cuore, come accennavo, questo diciamo, ciclo virtuoso del riutilizzo del materiale. E proprio da questo punto di vista noi ci siamo interrogati, perché sicuramente necessita un percorso anche di tipo culturale per affrontare questa problematica, e noi da qualche anno come Cittadinanza Attiva abbiamo stretto un protocollo di convenzione con sia il Comune di Catania, con l'assessorato, l'istruzione eccetera, ma anche con l'ASP di Catania, per far sì che, cominciando dalle scuole e dalle scuole elementari, dai circoli, alcuni circoli didattici, in 12 di questi circoli didattici noi cerchiamo ai bambini di dare quegli input tali da poter creare questo percorso culturale già nei bambini del riutilizzo, del riciclo, eccetera. E devo dire che i ragazzini, soprattutto andiamo nelle quarte e nelle quinte elementari, non solo accettano la discussione, ma sono entusiasti, al punto tale che in taluni momenti dell'anno ci sono anche delle mostre su quello che i ragazzi hanno cominciato a fare per riutilizzare le cose, con delle mostre, ad esempio nel periodo natalizio è ormai quasi costante la presentazione di presepi fatti dai bambini con materiale riciclato. Insomma, si indirizza a un certo tipo di cultura. C'è la necessità, io dico, abbiamo pensato, cominciando dalle scuole, di invertire questo ordine di cose che ci porta, come diceva lei, ad essere uno dei maggiori produttori di rifiuti solidi urbani. Allora, torniamo alla Tari, perché ci sono delle differenze, direi, significative, differenze importanti, perché la spesa media nazionale è di circa 340 euro all'anno per una famiglia media. Sì. A Catania questa spesa sale sino a 602 euro, quindi è praticamente il doppio quasi. Sì, io credo che lì c'è da interrogarsi anche gli amministratori, anche perché ci sono, come dire, dei paragoni con i cugini palermitani, con i cugini messinesi, che ci lasciano un po',
come dire, a riflettere, perché è vero che a Catania c'è questa quantità di rifiuti solidi urbani pro capite, ma Palermo non sta tanto meglio rispetto a questo, così come, ahimè, dicevamo, Palermo ha una differenziata al di sotto di quelle di Catania. Pur tuttavia ci sono queste disparità, perché Palermo come Tari, insomma, si trova meglio, i cugini palermitani si trovano meglio rispetto a noi. Allora, forse però si c'è tratta... un altro dato le volevo sottolineare. Prego. Cioè, il dato, partendo sempre dai 602 euro per una famiglia media a Catania, a Cremona questo dato è di 196 euro. Appunto. Quindi siamo quasi a 3 volte. C'è molto da lavorare. Devo dire... ma dipende, ma da cosa dipende? Qual è il motivo? È soltanto legato alla nostra cultura, al fatto che produciamo troppa indifferenziata, o comunque nella raccolta non siamo così attenti, per cui non differenziamo in maniera adeguata e poi si accumula un numero spropositato, una quantità spropositata di indifferenziata. Sicuramente questo incide in maniera significativa, però come dicevo, per i numeri delle altre città c'è qualcosa presumibilmente da rivedere nel circuito di smaltimento dei rifiuti, sicuramente. Devo dire che l'amministrazione comunale in questi anni ha lavorato, ad esempio, l'apertura dell'oasi ecologica nel quartiere Librino San Giorgio ha portato a un grosso risultato, perché c'è stata anche qui una possibilità di aumento della differenziata grazie anche a questo, così come si pare che ci sia in programmazione l'apertura di altre oasi ecologiche. E poi c'è da interrogarsi se non è il caso, io dico, di premiare i cittadini virtuosi, perché se c'è una famiglia che è così attenta nella differenziata eccetera, perché non dare un segnale, come dire, che uno sconticino piccolo, si può fare dici, uno sconto. Siccome questa famiglia è virtuosa, perché non la incentiviamo? Ma come si fa a individuare la famiglia virtuosa? C'è la possibilità, perché già in altri comuni dell'Interland c'è un'opportunità da parte dei cittadini di conferire i rifiuti differenziati nelle oasi ecologiche, e poi ci sono degli sconticini. Ma devo dire che anche Catania negli anni ha pensato a questo tipo di questo potrebbe di soluzione. essere sicuramente, non certamente la panacea, però una tendenza a rivedere i propri comportamenti magari a casa e stare più attenti nella raccolta differenziata che ogni giorno facciamo. È possibile però che Catania paghi uno scotto, così come evidenziato anche da una nota del Comune, che comunque certamente risale anche a un periodo trascorso, cioè il fatto che dai comuni limitrofi si veniva, perché adesso è un po' più complicato poter scaricare, diciamo, a Catania con la raccolta differenziata, però si creano troppe micro discariche o macro discariche. Sono costi questi importanti che il comune deve sostenere e sopportare, perché più di una circostanza, anche nei nostri telegiornali abbiamo evidenziato come in alcune aree della città si creano veramente delle situazioni insostenibili e poi ci sono dei costi che vanno affrontati. Insomma, torniamo sempre a quella dell'educazione, a quella della cultura, lasciamo stare quella magari di chi viene da fuori. Magari in passato c'è stato questo fenomeno, cioè il fatto che arrivavano dai paesini dell'Interland, magari c'erano i cassonetti al tempo, si poteva scaricare tutto nei cassonetti. Adesso questa forse non è, diciamo, più realistica, però il fatto che si continui a produrre tutto questo indifferenziato, che improvvisamente in alcune zone della città si spuntino queste cumuli, maxi discariche addirittura. Sì, no, questo, ripeto, fa parte di una mentalità che necessita assolutamente cambiare. E io dico, si cambia anche amando il bello, perché se i nostri concittadini sono amanti, come lo sono, della nostra città, credo che abbiano, come dire, la necessità di essere amanti di una città pulita, di una città che sia accogliente nei confronti anche dei nostri turisti, anche sotto questo aspetto. E credo che
un'attività congiunta tra l'amministrazione con degli incentivi e tra queste realtà, ho citato l'iniziativa di cittadinanza attiva nelle scuole, ma ci potrebbero essere anche altre tipologie di iniziative. Noi siamo tra l'altro disponibili a costruttivamente collaborare con l'amministrazione per delle iniziative anche di sensibilizzazione attraverso dei gazebo sparsi nella città per poter spingere i nostri concittadini a cambiare l'approccio, ecco, nei confronti di questo bene comune che sono le nostre belle vie, le nostre belle piazze. Allora, abbiamo parlato stamattina della città di Catania, ma dovremmo estendere questo nostro ragionamento un po', diceva prima lei, a tutto il Mezzogiorno, a Sud Italia, che soffre, arranca da questo punto di vista. Probabilmente servirà un po' di tempo perché si possa veramente avere una cultura diversa sulla raccolta. Ci vuole tempo, magari c'è chi ci è arrivato prima e quindi oggi è più avanti, però bisogna moltiplicare questi sforzi, bisogna moltiplicare le attività. Assolutamente sì, perché poi in ultima analisi non dimentichiamo che a soffrire di tutta questa realtà è il nostro ambiente ed è il nostro pianeta. Non dimentichiamo le isole di plastica che galleggiano nei nostri oceani e non è che derivano da cose diverse da noi o da cose lontane da noi, ma derivano dal nostro personale comportamento, cioè dal comportamento di ciascuno di noi. Io credo che la madre terra debba essere rispettata anche su questo punto e poi la madre terra ridà ai suoi cittadini quello che riceve o meno. Grazie a Domenico Torrisi per essere stato questa mattina con noi, vice segretario regionale di Cittadinanza Attiva. Adesso ci fermiamo, fra poco altro tema, altro argomento a Buongiorno Sicilia, appena pochi minuti e poi saremo di nuovo insieme. Bentornati a Buongiorno Sicilia, adesso andiamo alla scoperta delle logge massoniche. Buongiorno, grazie per essere con noi al dottor Luciano Romoli, gran maestro, Gran Loggia d'Italia degli Alam, che tradotto poi significa antichi libri accettati muratori. Questo è, diciamo, l'acronimo se viene poi letto in maniera integrale. La prima domanda che le faccio io, perché magari chi ci sta ascoltando non ha contezza. Cos'è una loggia? E perché nasce una loggia? Sì. Innanzitutto buongiorno a lei e a chi ci sta ascoltando. Prima di dire che cos'è una loggia, direi che cos'è l'attività massonica, altrimenti poi si genera un po' di confusione. Massonia è un'applicazione di principi morali, naturali, universali, che vengono applicati tramite delle obbedienze. Le obbedienze sono questi organismi che in qualche maniera scaricano a terra questi principi in questo lavoro iniziatico che viene fatto nelle logge. Le logge sono la cellula fondamentale di un'obbedienza. Le obbedienze sono quasi tutte di estrazione territoriale nazionale, perché ovviamente queste attività hanno subito anche l'influenza dei territori dove sono nate, quindi filosofia, cultura. Quindi sono radicate nei luoghi? Certo, certamente sì. E la loggia è il nucleo fondamentale, la cellula fondamentale. La loggia è composta da un minimo di 7 elementi a salire, come è previsto dagli statuti, dai rituali internazionali. E che cosa facciamo nelle logge, dottore? Svolgiamo un lavoro iniziatico. In che cosa consiste questo lavoro iniziatico? Con un metodo simbolico, in un contesto esoterico. Il lavoro iniziatico è una cosa precisa, lo facciamo con un metodo simbolico, del simbolo. Il simbolo è un facilitatore di comunicazione, no? Il simbolo dovrebbe attivare in noi quei meccanismi interni che fanno emergere anche gli archetipi che in qualche maniera già sono nel nostro essere. Lo facciamo in un contesto esoterico, quindi riservato.
non segreto ma riservato. No? Se fosse esterno sarebbe esoterico, lo facciamo nel gruppo ristretto, è esoterico. Quindi questa è l'unica cosa che si fa in un'obbedienza massonica. La possibilità diciamo, di poter far parte di una loggia, come si può espletare? Cioè, se una persona ci sta ascoltando e magari trova interesse in queste attività, che cosa può fare e soprattutto su che cosa magari poi si va a puntare? Magari ognuno di questi associati, mi permette il termine, ha delle aderenti a delle caratteristiche peculiari, oppure altrimenti c'è un percorso da fare e condividere tutti insieme? Allora, noi non cerchiamo nessuno, noi accogliamo quelli che hanno avuto la voglia di bussare. Questo percorso di accoglienza nelle nostre logge è gestito principalmente dalle logge, no? Noi abbiamo anche un sito dove abbiamo tante richieste di aderenza, di partecipazione, che passiamo poi ai territori i quali andranno a conoscere queste persone. Per partecipare a un lavoro di una loggia massonica innanzitutto bisogna avere il desiderio di farlo. Bene. Dopodiché la loggia ha un iter, incontrerà il candidato e a questo punto noi facciamo le famose tegolature. Che cosa sono le tegolature? Le chiamano qui i muratori, no? Sì, le chiamiamo tegolature perché derivano da un'abitudine che è nata in Inghilterra di fare queste chiacchierate sotto le tegole perché pioveva sempre. Quindi queste chiacchierate noi le chiamiamo tegolature in termini così tradizionali, anche un po' emozionanti, perché venivano fatte apposta a riparo delle piogge. Si fanno 3 momenti diversi di approfondimento con 3 persone nominate dalla loggia. Queste persone faranno una relazione alla loggia e ogni di queste relazioni viene soggetta a un voto. Se tu passi tutti e 3 i momenti, vieni accettato nella loggia. A quel punto chiediamo certificati, carichi pendenti, casellario giudiziario e la foto del candidato o della candidata, perché noi non facciamo differenza di genere, uomini e donne fanno parte del genere umano, viene apposta in bacheca affinché i partecipanti già a quella loggia o a quell'Oriente o a quella provincia nei 45 giorni utili possono dire se ci sono dei problemi o non ci sono dei problemi. Fatto questo, la provincia rilascerà un nulla osta, verrà passata alla regione competente che farà un'ulteriore indagine, un ulteriore nulla osta, poi arriva al nazionale il quale dovrebbe fare un'ultima indagine e lasciare l'ultimo nulla osta. E a quel punto si fa il rito di iniziazione del profano o della profana. Insomma, diciamo che è un iter piuttosto complesso che ha anche bisogno di tempo, perché certo, evidentemente bisogna fare delle accurate indagini, mi passi il termine, però verifiche quantomeno sulla onorabilità anche della persona che vuole aderire. Certamente sì, ma noi lo facciamo, dottore, perché la nostra è un'attività intima e quando si entra nell'intimo delle persone dobbiamo avere la certezza che i componenti che partecipano a questo lavoro lo facciano con spirito sano, no? Perché l'intimo è la cosa più importante che può riguardare un essere umano, perché riguarda proprio la vita, i misteri della vita, l'approcciarsi alla vita, la sua proprio capacità di relazionarsi con quelli che sono i grandi misteri della vita stessa, no? Quindi essendo un lavoro intimo siamo molto attenti a che i partecipanti lo facciano con spirito giusto e nella giusta direzione. Le chiedo ancora, sul territorio siciliano la vostra presenza, possiamo in qualche modo quantificarla? Sì, certo, siamo un po' più di 400, siamo presenti in 7 province, abbiamo circa 30 logge in Sicilia. La Sicilia ha un territorio favorevole perché è un incrocio di tante culture, di tante tradizioni, di tante storie e quindi questo ovviamente è un patrimonio da sfruttare e lo sfruttiamo bene in Sicilia. Ottime fratelli, ottime sorelle, grande preparazione, grande cultura sia profana sia massonica. E a chi guarda con sospetto alla vostra attività, che cosa può dire lei? Che me ne dispiaccio, perché nasce dall'ignoranza. Perché magari il termine loggia massonica può indurre, diciamo, in un pensiero fuorviante.
Ma guardi, le devo dire, qualche anno fa io parlavo qui a Catania in un'altra vicenda e mi dicevano che in Catania sono presenti 99 obbedienze massoniche. Allora, tolte 2, forse 3 obbedienze che sono tradizionali, riconosciute a livello internazionale, insomma, rapporti istituzionali, per esempio le altre 96 non so che cosa facciano, no? Quindi bisognerebbe, io ho tentato tante volte di proporre anche delle leggi specifiche, perché noi siamo un unico, non siamo assimilabili ad altre categorie di associazioni, che riguardi proprio le nostre cose, no? Dove noi non abbiamo nulla da nascondere, insomma, vorremmo soltanto fare i nostri lavori in maniera riservata e dare un contributo all'umanità formando uomini e donne che possono in qualche maniera migliorare sia la loro posizione dal punto di vista di quelle che sono le grandi tematiche della vita e sia la società, perché noi pensiamo che la società non si debba cambiare soltanto con le leggi, si debba cambiare formando uomini e donne che formano appunto la società. Allora, prima di salutarci, un'ultima annotazione. Perché questi termini liberi muratori? Una curiosità che così magari c'è la soddisfazione di chi ci sta seguendo. Proprio perché richiamare questi termini? Sì, allora, l'attività iniziatica da quando esiste l'uomo si è sempre fatta. Noi ci datiamo addirittura 6.000 anni fa. A un certo punto della storia questa attività, che era riservata a classi regnanti e a classi sacerdotali, viene allargata come base imponibile e vengono usati i costruttori di cattedrali per inserire questa scienza iniziatica. Allora il simbolismo che ha come sottostante la scienza iniziatica che abbiamo utilizzato è quello dei costruttori delle cattedrali, no? Quindi liberi muratori, nel senso che noi siamo liberi, noi non mettiamo limiti alla ricerca, non mettiamo nessun limite né di razza, né di censo, né di religione, né di genere, per cui siamo uomini liberi a tutti gli effetti e quindi liberi muratori perché non soggiacciamo a nessuna regola, a nessun potere costituito. Allora, abbiamo avuto qualche nozione, appena qualche nozione delle logge massoniche, della massoneria, cosa sono le logge, e mi diceva che in Italia sono tantissime. No, noi come Gran Loggia d'Italia abbiamo circa 430 logge. Quindi insomma un numero cospicuo. Sì, siamo presenti in 224 città italiane, vuol dire che c'è minimo un tempio ed una loggia. Poi siamo presenti anche all'estero, Libano, Inghilterra, Polonia, Albania, Romania, Canada. Insomma, abbastanza diffuse. Grazie davvero per essere stato con noi. Al dottor Luciano Romoli, Gran Maestro, Gran Loggia d'Italia degli Alam, che sono gli antichi liberi accettati muratori. Sì, Roma, Piazza del Gesù, Larga Argentina. Grazie ancora per essere stato qui con noi questa mattina. Buongiorno Sicilia, ci dobbiamo fermare, fra poco parleremo di un premio che è nato in Sicilia, è nato a Paternò, ma che adesso è diventato adulto, grande, diventa un premio nazionale, è diventato un premio nazionale, fra pochissimo parleremo del premio Idria. Tutto questo, Buongiorno Sicilia. Rieccoci in studio, Buongiorno Sicilia, ha detto prima anticipato, avremmo parlato del premio Idria, un premio che è dedicato agli eroi silenziosi. Scopriremo fra non molto di cosa si tratta. Do il benvenuto a Salvina Sambataro, buongiorno, che è la presidente della Proloco di Paternò, e do anche il benvenuto a Federica Parisi, che è un membro del comitato proprio, del direttivo della Proloco di Paternò. Con la presidente mi soffermo un attimo per sottolineare, evidenziare come il premio ormai sia quasi maggiorenne. 17 anni di premio Idria significa che c'è stata una evoluzione continua anno dopo anno. Sì. Oltre all'evoluzione continua c'è stato anche un grande consenso popolare. Come vede ci sono parecchi loghi che sostengono questo premio e in ultimo abbiamo avuto quello del Parlamento europeo. Quindi noi presentiamo la documentazione, mandiamo il motivo del premio e i consensi arrivano. E questo è il dato più importante. Arrivano perché il contenuto del premio è importante, perché noi nel premio non diamo riconoscimento a personaggi importanti, ma diamo riconoscimento all'uomo comune. Ma già eroi silenziosi spiega tutto. Sono tutte quelle persone in divisa, uomini e donne, e la miriade di volontariato che
ogni giorno si spendono per il bene comune, a rischio della propria vita e della propria incolumità. Federica Parisi, diciamo che prima sottolineava la Presidente, sono uomini comuni, uomini di tutti i giorni, Esatto. sono quelli che magari fanno compiono gesti straordinari nel quotidiano, non ogni 10 anni, ma nel quotidiano, in maniera silenziosa, senza magari essere poi nominati, pubblicizzati, fatti vedere e mostrati un po' a tutti. Quindi è una ricerca attenta la vostra. Esatto, una ricerca attenta, e sono, come diceva la Presidente, militari ma anche civili che compiono gesti straordinarie e non sempre vengono nominati da noi, ma i nomi sono designati dal Ministero della Difesa. All'interno del premio ci saranno anche 2 premi speciali e 3 premi alla memoria quest'anno. Sono 3 premi alla memoria, ovvero militari, forze dell'ordine che a servizio dello Stato hanno perso la vita e quindi verranno riconosciuti proprio per il valore civile e militare che rappresentano all'interno della nostra comunità. Questo premio, il premio di quest'anno, ha un programma piuttosto corposo. Sì. Il momento più importante è quello della consegna, ma ci sono anche delle attività parallele che fanno da contorno. All'interno della manifestazione, sì, noi abbiamo inserito all'interno della manifestazione dei momenti particolari di musica, introducendo la banda della Brigata Aosta, introducendo dei tenori e anche soprattutto i premi speciali dove mettiamo in evidenza quanto di bello c'è nel nostro territorio. Quest'anno viene consegnato alla dottoressa Busacca, che praticamente spende il suo tempo per portare avanti la tradizione dei cantastorie e questo è importantissimo. Riguardo i premiati, io volevo fare un appunto, perché i militari non vengono designati da noi. Esatto. Noi mandiamo la comunicazione allo Stato Maggiore di Difesa che a cascata informa poi tutti e le proposte vengono fatte dal Stato Maggiore Difesa. Noi abbiamo l'autonomia soltanto per i premi alla memoria, perché lei capisce perfettamente che non possiamo chiedere la loro opinione, perché ci sono dei contenziosi, incidenti e quant'altro, assicurazione, e quindi agiamo noi liberamente su quelle che sono le informazioni che riusciamo a trovare. Reperire, certo. Comunque solidarietà, mi pare di capire, impegno sociale sono al centro proprio delle motivazioni e il cuore pulsante ispiratore del premio. Federica Parisi. Sì, esatto. La solidarietà è anche quest'anno il tema principale del premio, è il rispetto, la resilienza, che sono proprio i temi che ci accompagneranno lungo tutto il percorso, che hanno messo in piedi questo premio con molta difficoltà, con molto impegno, dedizione che da 17 anni mettiamo a cospetto della nostra società. Sicuramente, prego. Sì, prego, concludo. Sì, come diceva anche Salvina, il premio speciale quest'anno verrà dedicato all'associazione Cantastorie Busacca, che è un'associazione che mette ancora in luce quella che è la tradizione dei cantastorie, che a Paternò vede proprio la nascita dei primi cantastorie siciliani, quindi hanno proprio i natali proprio a Paternò. E la chiesa di Santa Barbara, che è la santa protettrice di... Chiesa Santuario, adesso Santuario. E il premio è stato ispirato a lei, infatti, perché è stata la mia prima attività quando mi sono insediata come Presidente della Proloco. Era questo periodo, il periodo di Santa Barbara, e quindi ho voluto legare la nostra patrona alle Forze Armate. È nata in sordina, ma da subito, quando io cominciai a parlare con i militari, con i responsabili del procedimento, mi hanno detto: guarda, lei sta facendo una cosa bellissima a cui nessuno aveva mai pensato. E da lì partì in sordina, nessuno immaginava che potevamo arrivare sono già 17 anni.
ed è cresciuto veramente in maniera esponenziale grazie all'aiuto dei miei collaboratori, di tutte. È un premio difficile da gestire, molto complesso, perché entriamo in meandri che difficilmente si può entrare. Però da quando noi abbiamo proposto questo premio, questa motivazione, devo dire che le porte si sono aperte tutte. E allora io vi auguro intanto buon lavoro. In bocca al lupo per quello che farete anche quest'anno. Ricordiamo l'appuntamento? L'appuntamento è il sabato Domani. 29 alle 9:30, Chiesa Santuario Santa Barbara. E allora, premio Idria 2025. Ancora buon lavoro, grazie per essere state con noi questa mattina. Adesso noi facciamo un volo pindarico perché parte la sigla del nostro oroscopo e andremo a parlare con Marco Amato che ci racconta come sarà il fine settimana delle stelle per tutti noi. Speriamo bene. Buongiorno e grazie per essere con noi anche questa mattina. Buon caffè. Grazie Angelo, buongiorno Sicilia. Allora, cosa ci riservano Dunque, le stelle per questo fine settimana? E beh, tanto di buono visto che la Luna si addolcisce in Pesci, anche se quadra con Urano e il Sole, per cui c'è un po' di confusione. Ma la grande notizia di questo weekend è che Saturno ha ripreso il suo moto diretto, il che significa che tutto sarà un pochino più razionale, più sondabile, meno confuso. Ci penserà infatti il pianeta della razionalità e del lavoro e anche della filosofia, gestire un po' tutto in una maniera più logica. E chi ha bisogno di logica? Sicuramente Capricorno e Acquario, che sono segni di Saturno, si avvantaggiano di nuovo del moto diretto del loro pianeta e guadagnano in lucidità. Ma cosa accade in tutto il resto dello zodiaco? Favoriti i segni d'acqua sicuramente, ma Ariete ha questo Saturno che sembra di nuovo tornare a chiedere ambizione. Nel vostro caso in particolare Saturno assume proprio il significato di pianeta del lavoro, per cui ambizioni che ritornano. Toro, il Toro ricomincia a sognare, immaginare, volere, desiderare delle cose più concrete, stabili e a compiacersi anche della sua grande resilienza. Gemelli, per voi ricominciano delle problematiche lavorative che avete un po' sottovalutato o sulle quali le aspettative erano un pochino differenti. Cercate di fare un po' di analisi. Cancro, per voi ottimo il fatto che la Luna si trovi proprio nel segno che ospita Saturno, quindi un weekend all'insegna di una più ragionata stabilità. Giove, nei vostri gradi vi aiuta ad espandervi, a godere delle piccole gioie del quotidiano. Leone, per voi invece è un Saturno che torna a essere un pochino più ambizioso, vi sentite un pochino sottaciuti e a voi piace brillare. Sfruttate bene i trigoni di Sagittario per energizzare meglio la vostra vita. Vergine, Saturno opposto a voi vi chiede di essere un pochino più oggettivi, razionali e lucidi, anche di dare un valore, di prendere coscienza a tutta una serie di cose che riguardano l'altro o gli altri. Bilancia, per voi la giornata sembra essere molto promettente, il weekend ancora di più, proprio perché sancite patti e diventate un pochino più solidi. Scorpione, per voi la Luna oggi è in trigono, stupendo, come anche Saturno. Colpo gobbo? Beh, lo zodiaco dice di sì. Venere intanto con voi. Sagittario, per voi la Luna è di quadratura e Saturno esige un pochino di tempo, quindi un po' di calma per il Sagittario. Capricorno, ottimo, col vostro pianeta che si porta in avanti. Acquario, uguale anche per voi, ma con una variante: maggiore fantasia e maggiore estro nelle scelte lavorative. Oggi vi dedicate all'arte. Pesci, per voi un tripudio, Saturno è dalla vostra parte e riparte una leadership da parte vostra sia al lavoro che nella situazione affettiva. E detto questo, auguro a tutti un magnifico weekend e ci vediamo lunedì. Ciao Angelo e buon fine settimana Sicilia. Grazie, grazie Marco, buon fine settimana anche a te, appuntamento a lunedì come hai ricordato. Adesso torniamo ai quotidiani, andiamo da Luca Ciliberti per chiudere. Allora, un paio di notizie, diciamo, anche di curiosità. Una riguarda Pippo Baudo, insomma, il patrimonio, diciamo, che nessuno ancora
ha reclamato oltre 10 milioni di euro, questa è una pagina del Corriere della Sera, eccolo qua. Non si sono ancora fatti avanti gli eredi, figli e assistente in silenzio, la stima dei beni non sarebbe giudicata congrua, non sarebbe stata giudicata congrua, quindi insomma si litiga per i soldi anche in Casa Baudo. Ovviamente qua la polemica è legata appunto all'assistente, alla storica assistente di Namin, che ha preso insomma la stessa quota parte di questa eredità milionaria, la stessa parte dei figli. E poi in uscita il nuovo film di Ficarra e Picone, che ha un titolo evocativo, si chiama Sicilia Express, come il treno della regione siciliana. Il duo diciamo, scherza sulle disuguaglianze, insomma una satira tra nord e sud, come titola ancora il quotidiano. Ce ne occuperemo, scusami Luca, nei nostri telegiornali oggi avremo un servizio di interviste proprio ai due attori. Ecco, quindi perfetto, quindi si parlerà di sanità, trasporti pubblici eccetera. Ovviamente fa sorridere la gag sul ponte sullo stretto, dice era una nostra gag, ci ha preso sul serio Salvini e anche il ministro Tajani, perché diciamo, loro dicevano nella loro gag divertente e ormai diventata storica che il ponte serviva per far evacuare insomma, le persone dalla Sicilia in caso di guerra, quindi insomma ci avevano visto lungo Ficarra e Picone. Bene, grazie a Luca, ci fermiamo qui con Buongiorno Sicilia per questa settimana, si ritorna di nuovo in onda lunedì, a tutti l'augurio di un buon weekend e vi lascio chiaramente ai programmi della rete.